complicato il sistema, dice, vorrei semplificare il sistema fiscale. Trovatemene uno che mi dice io lo vorrei complicare. Se qui dentro c'è uno che riesce a complicare il sistema fiscale, oddio, qualcuno c'è anche vicino, andiamo avanti, evitiamo magari si scopre che c'è. Vai avanti Franco. A questo punto che cosa abbiamo deciso di fare noi a livello centrale? E poi vedremo gli effetti che questa cosa può avere nel Veneto. Il lavoro a tempo indeterminato lo facciamo costare meno del lavoro precario. È una cosa banale, è una cosa semplice. Io potrei dire agli elettori di voi che sono più di sinistra radicale, quelli che mi vedono un po' con il fumo negli occhi, sono anche qui dentro, fanno finta di niente, dicono facciamo finta di niente, siamo in campagna elettorale, bisogna sopportare anche Renzi, però facciamo finta di nulla. Ma voglio dire a quelli che sono un pochino più di sinistra radicale, che non c'è cosa più di sinistra di far diventare il lavoro a tempo indeterminato una possibilità in più rispetto al lavoro precario. Per 20 anni la classe dirigente italiana si è dimenticata del fatto che ci fosse una generazione che era una generazione tagliata fuori dai diritti, tagliata fuori dal